Venezia il Presidente della Repubblica Mattarella nell'intervento a Palazzo Ducale parla di autonomia e lancia un forte richiamo alla leale collaborazione nel rispetto delle competenze stabilite dalla Costituzione. Autonomia, il governo approva il disegno di legge delega sui LEP, intanto a margine del festival i commenti sulla crisi della giunta del Friuli ed il possibile effetto domino su Veneto e Lombardia. La morte della 17enne Anna Chiti caduta da un catamarano a Sant'Elena, in un video gli istanti dell'incidente, intanto emerge che la ragazza non aveva alcun contratto di lavoro. Il caso di Clara Rossignoli, la 79enne sparita da Porto di Legnago nel Veronese, indagati il nipote e l'ex compagna, perquisizioni in casa e giardino. L'omicidio di Anica Panfili a Spresiano, la procura chiede 21 anni e 6 mesi per Franco Battaglia, accusato di aver ucciso la 31enne romena, lui replica con un memoriale. L'inchiesta per il delitto di Chiara Poggi irrompe a Venezia, domani sarà sentito in laguna dal PM di Pavia il fratello Marco, che attualmente vive a Mestre. Il sondaggio shock sui femminicidi in una scuola a Bassano, i presidi scrivono alla comunità necessaria una riflessione, striscione, fuori da una scuola, io non ci sto. Scattano oggi controlli a Arcella, a Padova, previsti dalla zona rossa, ma tra commercianti e residenti le opinioni si dividono. Tombe risalenti all'età del ferro ritrovate nell'area in cui sorgerà il nuovo studentato in via Campagnola a Padova, un ritrovamento importante che racconta molto della città prima dei Romani. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Come ogni lunedì in primo piano il nostro sondaggio di quest'oggi, che è dedicato alle zone rosse. Dopo giorni di polemiche ed il vertice che ci sarà domani a Treviso per stabilire tempi e modi della zona rossa, si continua a discutere tra esponenti politici, cittadini e commercianti sull'opportunità o meno di istituirle. Sicurezza, la zona rossa è uno strumento efficace, quindi la domanda alla quale vi chiediamo di rispondere esprimendo la vostra opinione con una chiamata ai numeri che vedete in sovraimpressione. Come sempre l'esito del nostro sondaggio verrà reso noto nel corso di Ring in onda questa sera a partire dalle 21. Ed ora la politica con Venezia al centro dello scenario nazionale per la seconda giornata del Festival delle Regioni e delle Province Autonome. Ospite d'onore il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che nell'intervento a Palazzo Ducale parla di autonomia. La Corte Costituzionale, a fine di orientare tali rapporti, ha da tempo enunciato il principio della leale collaborazione. Ne hanno sempre parlato i Presidenti delle Regioni, anche in occasione di questi festival, affinché l'ordinamento della Repubblica funzioni. È indispensabile che Regioni e Stato collaborino proficuamente nel rispetto, ripeto, dei limiti delle competenze proprie stabilite dalla Costituzione o dalle leggi. È un forte appello alla leale collaborazione tra Stato e Regioni quello che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lancia dal palco del Festival delle Regioni e delle Province Autonome, con un intervento non previsto nel programma della giornata, nella quale il Capo dello Stato è ospite d'onore che chiude gli interventi della mattina. Fin da subito il Presidente si riferisce all'autonomia, presente tra i principi fondamentali della Costituzione. L'autonomia comporta il riconoscimento di determinate competenze da esercitare nel rispetto dei limiti stabiliti dal dettato costituzionale e al riparo da sconfinamenti altrui. Parole chiare e precise con le quali il Capo dello Stato circoscrive gli ambiti d'azione delle singole regioni e i molteplici intrecci di competenze tra regioni e Stato nell'interesse dei cittadini. Senza la pratica della leale collaborazione diviene impossibile tutelare interessi fondamentali della collettività. Basti pensare alla materia sanitaria, poc'anzi evocata dalla Presidente Federica. Mattarella richiama quindi le regioni alla leale collaborazione e sussidiarietà, riferendosi all'intervento sulla governance multilivello del Presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, che l'ha preceduto. L'esperienza ci mostra che un approccio eccessivamente centralizzato, pur mosso da intenti di razionalizzazione, non sempre è in grado di cogliere fino in fondo l'articolazione e le diversità dei territori a cui dobbiamo dare risposta. Anzi, se calato dall'alto, rischia di accentuare i divari anziché risolverli. Pensiamo ad esempio alle
gestioni commissariali in ambito sanitario. Tema dell'autonomia centrale anche nell'intervento del presidente Zaia. Questo paese non ne viene fuori se noi non capiamo questo paradigma. L'Italia delle disuguaglianze, l'Italia delle due velocità non nasce dal progetto federalista, nasce da un progetto centralista che è stato mal gestito, senza andare in cerca di responsabili. Zaia cita le prossime Olimpiadi Milano-Cortina ed il merito di averle portate in Italia, che va, dice, agli enti locali dei territori. Vi lascio con un pensiero: l'autonomia, se non la facciamo per scelta, la dovremo fare per necessità. La giornata del Presidente della Repubblica Mattarella è iniziata pochi minuti dopo le 11 con l'arrivo in motoscafo all'imbarcadero davanti ai Giardini Reali, accolto dal sindaco di Venezia Brugnaro e dal Presidente della Regione. Un rapido saluto ai pittori sulla riva, un cenno ai fotografi, ai turisti e poi la veloce passeggiata sino a Palazzo Ducale, dove nella sala dello scrutinio era atteso come ospite d'onore del Festival delle Regioni. Al termine dei discorsi ufficiali il Capo dello Stato ha effettuato una veloce visita privata alla Basilica di San Marco, dopo applaudito dalla folla. In attesa nella piazza San Marco, il presidente Mattarella è tornato all'imbarcadero ed ha lasciato la città. E continuiamo con la politica, perché la crisi di giunta in Friuli Venezia Giulia irrompe nel Festival delle Regioni. Sentiamo. Penso che abbiamo dato un contributo importante allo sviluppo del Friuli Venezia Giulia, ci piacerebbe continuare a farlo, ma non sono disposto a scendere ai compromessi di una vecchia politica che guarda a posizionamenti e non è disposta a dare ai cittadini. Fuori Palazzo Ducale, il leghista Massimiliano Fedriga certifica la crisi di giunta in Friuli Venezia Giulia, dove le inquietudini tra Lega e Fratelli d'Italia sono deflagrate sul tema della sanità. Sullo sfondo un'intervista molto critica di Luca Ciriani, ministro meloniano pordenonese, letta come un attacco all'esecutivo regionale e al suo presidente, da qui il rendezvous dall'esito ancora incerto e che potrebbe innescare un effetto domino politico anche in Lombardia e in Veneto, dove la campagna elettorale di fatto è già iniziata. Io non metterei troppo il carro davanti ai buoi, questo è un paese che ogni giorno ha la sua pena. Io tifo per Massimiliano Fedriga. Mi auguro proprio di no, se si lasceranno prendere dalle sirene di altri ragionamenti, allora valuteremo quello che succederà. Ma gli altri ragionamenti, Presidente? Altri ragionamenti di carattere politico e non legati all'interesse dei territori, all'interesse dei nostri cittadini. E se così sarà, faremo le valutazioni del caso. A inasprire il clima, nel primo pomeriggio, l'impugnativa da parte del governo della legge della provincia autonoma di Trento sul terzo mandato, al pari di quanto fatto con la Campania, ma il Trentino ha uno statuto speciale, non certo un dettaglio, come sottolineato dallo stesso Maurizio Fugatti prima dell'incontro con Mattarella e della riunione del Consiglio dei Ministri. Se dovesse esserci un'impugnativa sarà una scelta politica. Le scelte politiche sono legittime, sia chiaro, Tutte le scelte politiche sono legittime. Chiaro che lo stop al terzo mandato per Trento abbia riflessi sul Friuli Venezia Giulia, regione a statuto speciale dove Fedriga è quasi a metà del suo secondo mandato e dove, in linea teorica, sarebbe in tempo utile, nel caso di ritorno anticipato alle urne, di ricandidarsi. Il diretto interessato però allontana ogni sospetto. Non c'entra nulla il terzo mandato su questa cosa. Terzo mandato, crisi friulana, fibrillazioni preelettorali in Veneto. Dalla Lega Roberto Marcato in una nota parla di segnali chiari di stampo romanocentrico, più che festival delle regioni, il festival delle tensioni. Ed è scontro sull'autonomia differenziata. I governatori del sud e del centro-sinistra ribadiscono il loro no, e questo proprio nel giorno nel quale il Consiglio dei Ministri approva il disegno di legge per l'attuazione dei LEP. Io ritengo che si sia insistito in questi ultimi mesi su questo concetto di autonomia differenziata che in qualche modo suona un po' stonata rispetto a quello che invece è emerso stamani. Stamani è emerso un concetto ben più alto che è quello dell'autonomia, non differenziata, ma invece equa e solidale. Si fa presto a dire autonomia, ma è chiaro che a Palazzo Ducale ognuno abbia la propria idea e se la tenga pure stretta. L'autonomia differenziata di cui parlano Luca Zaia e Massimiliano Fedriga non è quella dei colleghi Dem, Gianni per la Toscana o il pugliese Emiliano, che davanti al Capo dello Stato lancia allo stesso Zaia una stoccata e marca la differenza di vedute. Ringrazio Luca Zaia che ha un po' approfittato oggi, ma io non gli posso
in sua presenza opporre nulla, lo farò poi separatamente in privato. Emiliano, che poco prima di entrare nella sala dello scrutinio era ritornato con i giornalisti sulla pronuncia della Corte Costituzionale dell'autunno scorso, definendo addirittura chiusa la partita sull'autonomia differenziata, tant'è, a Roma si va avanti, o così sembra. Dal Consiglio dei Ministri, convocato praticamente in contemporanea, arriva l'ok al disegno di legge sui LEP, i livelli essenziali delle prestazioni, norme indispensabili per attuare la riforma per le materie più delicate. Intanto, tra i governatori di centrosinistra si guarda anche alla partita veneta del post Zaia. La presidente sarda Alessandra Todde dà alcuni consigli spassionati. Il centrosinistra deve trovare valori e soprattutto concretezza. Il popolo veneto è un popolo concreto. Lei vede un'Alessandra Todde veneta? Non lo so, io spero in un governatore che possa essere rispondente a quello che i veneti vogliono. Festival delle Regioni che continuerà anche domani, ma senza la presenza della Premier Giorgia Meloni. Poco fa una nota di Palazzo Chigi ha annullato infatti la partecipazione di Giorgia Meloni al summit, parlando di febbre. Ed ora la cronaca con la morte di Anna Chiti, la 17enne morta sabato pomeriggio dopo essere caduta dal catamarano. La tragedia è stata ripresa dalle telecamere del club nautico. Intanto questa mattina è stato osservato un minuto di silenzio nell'istituto frequentato dalla giovane. Le telecamere di videosorveglianza del club nautico Maria Sant'Elena hanno ripreso il momento in cui Anna Chiti, la 17enne morta nel suo primo giorno di lavoro, cade dal catamarano. Anna, riferisce il titolare scioccato dall'accaduto, stava tentando di saltare sul pontile con la cima in mano, ma è inciampata finendo in acqua. È riemersa tentando di risalire, ma la cima è stata agganciata dall'elica in movimento e l'ha trascinata giù. Questa dunque sarebbe la tragica dinamica che avrebbe ucciso Anna. Le immagini sono state consegnate agli inquirenti, che ora hanno il compito di ricostruire l'esatta dinamica. Poi il magistrato deciderà se disporre o meno l'autopsia sul corpo della 17enne. Intanto a Malcontenta, dove la ragazza viveva con la famiglia, nessuno risponde al citofono. Il papà Umberto ha passato gran parte della giornata in Capitaneria di Porto insieme agli uomini della Guardia Costiera, che eseguiranno controlli approfonditi. Mentre nell'istituto superiore che frequentava Anna si vedono le bandiere a mezz'asta listate a lutto ed è stato osservato un minuto di silenzio. In tutte le sedi dell'istituto alle ore 11 è stato un momento veramente molto partecipato da parte di tutti. E naturalmente l'istituto anche sta provvedendo ad annullare le manifestazioni che insomma erano nel programma in questi giorni. Criscione, insegnante di Anna al primo anno, la ricorda come una ragazza solare, sempre disponibile ed energica. Era una ragazza molto solare, molto energica. La sua energia e il suo sorriso colpivano subito tutti. Metteva veramente tutto il suo impegno in quello che faceva e in quello che stava facendo. Intanto poco fa si è saputo che la ragazza non aveva alcun contratto di lavoro, era stata ingaggiata dallo skipper per una sorta di prova. Ed ancora cronaca con il caso della scomparsa di Clara Rossignoli, la 79enne di Porto di Legnago, svanita nel nulla tra l'8 e il 9 aprile scorsi. La Procura di Verona ha aperto un fascicolo, indagati il nipote della donna e la sua ex compagna che condividevano l'abitazione con l'anziana. La svolta dopo che i carabinieri hanno passato al setaccio la casa e il giardino. Sull'indagine gli inquirenti mantengono il massimo riservo. Ed ancora cronaca giudiziaria con l'omicidio di Anica Panfile, 21 anni e 6 mesi, alla richiesta del pubblico ministero per Franco Battaglia, accusato di aver ucciso la 31enne romena.
In aula, Franco Battaglia ha ascoltato la requisitoria del pubblico ministero, chiesti 21 anni e 6 mesi per l'80enne imprenditore accusato di aver ucciso Anica Panfile. La donna scomparve nel nulla il 18 maggio 2023 e fu trovata morta lungo il Piave Aspresiano 3 giorni dopo da un pescatore. Il procuratore della Repubblica Marco Martani e il sostituto Maria Giulia Rizzo, che insieme rappresentano la pubblica accusa, hanno ripercorso tutte le tappe dell'inchiesta che ha portato all'arresto di Battaglia. Secondo la procura non ci sono dubbi, lui ha ucciso la mamma 32enne romena. Un delitto di impeto provocato dalla cocaina che entrambi avevano assunto quel pomeriggio. Dopo l'omicidio l'imputato l'avrebbe avvolta in un tappeto e con l'aiuto di una panca da esercizi ginnici avrebbe caricato il corpo dentro un furgone pick-up prima di scaricarla nel canale della Vittoria. Sono state concesse le attenuanti generiche, ma gli è stata contestata la recidiva. Era già stato condannato per l'omicidio volontario di un nomade. Un episodio di tantissimi anni fa che nulla c'entra con quello che è una situazione come quella di oggi, è un precedente penale, quindi l'hanno valorizzato in senso negativo e a mio giudizio quello è stato uno degli elementi che ha pesato molto nell'indirizzare univocamente le indagini da parte degli inquirenti nella fase iniziale, cosa che ha a mio giudizio pregiudicato l'esito o la possibilità di verificare ipotesi alternative che erano presenti già all'inizio delle indagini e che non sono state percorse. Illegale anche consegnato delle dichiarazioni spontanee di Battaglia. Sostanzialmente delle dichiarazioni spontanee in cui lui ha giustificato la sua presenza in località Palazzon, che è dove gli inquirenti ritengono che insomma, la zona dove sia stato gettato il cadavere. Quindi lui ha ammesso sostanzialmente di essere passato di là? Sì, come tante altre volte, come abbiamo dimostrato tecnicamente nel corso dell'istruttoria, lui era una zona che frequentava. Le parti civili, l'avvocato Giulia Serafini, per i 3 figli che Anica ha avuto nel corso di un precedente matrimonio, ha chiesto circa 2 milioni come risarcimento dei danni. Marcello Stellin, che rappresenta la più piccola, che si trova ora in stato di affidamento, ha chiesto circa 800.000 euro. La difesa di Battaglia, affidata all'avvocato Fabio Crea, discuterà invece nella prossima udienza fissata per il 4 giugno. Inchiesta per il delitto di Chiara Poggi irrompe anche a Venezia. Domani infatti sarà sentito il fratello Marco, che attualmente vive a Mestre. Lo ascolteranno i PM di Pavia che verranno in città appositamente. Contemporaneamente in procura a Pavia saranno interrogati anche Alberto Stasi, condannato a 16 anni di reclusione per l'omicidio di Chiara, ed Andrea Sempio, un amico di Marco Poggi. Il fratello di Chiara probabilmente verrà sentito al comando provinciale dei Carabinieri di Mestre o in un'altra caserma dell'Arma. A Bassano del Grappa ora con la vicenda del sondaggio shock in una chat di classe che continua a suscitare dibattito. Questa mattina si sono mossi gli studenti di un liceo. Io non ci sto, stop alla violenza di genere, inchiostro rosso su lenzuolo bianco e la scritta che alcuni studenti di classe quarta e quinta hanno voluto appendere all'esterno del liceo Jacopo da Ponte di Bassano. La fissione è stata autorizzata dal dirigente scolastico professor Mario Tedesco. Nelle altre scuole del centro studi bassanese, che accoglie ogni giorno migliaia di studenti, l'argomento è ovviamente sulla bocca di tutti e la collocazione davanti all'ingresso nella frequentatissima via Tommaso d'Aquino non può aver lasciato indifferenti tutti coloro che in queste ore vi sono passati davanti. La reazione dei giovani con questo striscione è già un primo importante segnale che il grave errore che è stato commesso si possa correggere e che il clamore mediatico esploso in questi giorni non nasconda il tanto di buono che nei giovani c'è e può crescere anche grazie all'esempio e all'aiuto degli adulti e dell'intera società. Il sondaggio shock, partito in una chat di classe di una delle scuole superiori bassanesi una decina di giorni fa, era stato cancellato in breve tempo. La notizia, rimasta per diversi giorni nell'ambito dell'informazione locale, ha poi assunto tutt'altra dimensione una volta arrivata sui tavoli delle redazioni nazionali di quotidiani e telegiornali. La gravità di quanto accaduto però non cambia, anche se la cassa di risonanza ha avuto il suo ruolo. Questa dichiarazione rosso su bianco è già un secondo segno di risposta dei giovani, dopo la lettera di alcuni studenti da noi divulgata nei giorni scorsi, in cui si chiedeva una presa di posizione delle istituzioni scolastiche. E sul caso sono intervenuti anche i presidi.
Sulla vicenda della chat di classe nella scuola del Bassanese arriva una prima presa di posizione ufficiale da parte dei dirigenti scolastici del coordinamento della rete territoriale di Bassano del Grappa e Asiago. I dirigenti esprimono una ferma condanna per un gesto che, al di là della sua apparente superficialità, rivela una preoccupante mancanza di consapevolezza del rispetto dovuto alla vita, alla dignità delle persone e al dolore delle famiglie coinvolte. Nella lettera si stigmatizza il modo in cui la vicenda è stata inizialmente divulgata attraverso i social e i media, spesso con toni sensazionalistici e senza la necessaria riflessione educativa. La rapidità con cui è stata rilanciata un'immagine così dolorosa, dicono i presidi, senza un contesto né un pensiero formativo, rischia di trasformare un episodio grave in uno strumento di esposizione mediatica piuttosto che in un'occasione di crescita collettiva, mettendo in ombra o dimenticando le energie positive che vengono da tanti studenti e studentesse che si impegnano per una società migliore. La scuola, pur nella sua funzione essenziale, non può sostituirsi al ruolo delle famiglie, dei media, delle piattaforme digitali e dell'intera comunità educante, è l'avvertimento delle scuole, che confermano di essere a fianco di famiglie, istituzioni, associazioni e media nell'impegno a contrastare ogni forma di violenza verbale, simbolica e culturale, affinché nessuno possa più ritenere accettabile l'idea di trasformare in gioco ciò che è tragedia e dolore reale. Scattano oggi i controlli all'Arcella a Padova previsti dalla zona rossa, le immagini della polizia nei parchi. Si comincia dai parchi, polizia a piedi insieme alla locale, al Parco Milkovic e al giardino del Quadrifoglio. La zona rossa è arrivata all'Arcella e i controlli si vedono nel quartiere. Così come è stato per la stazione, anche l'Arcella vedrà la sperimentazione per alcuni mesi fino al 15 di settembre. Una decisione arrivata dopo l'ultimo comitato dell'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Giuseppe Forlenza. Un provvedimento che ha portato dietro di sé una lunga scia di polemiche anche da parte di commercianti e residenti che vedono nella zona rossa un marchio negativo per il quartiere. Alcuni negozianti di via Aspetti nelle scorse ore hanno appeso cartelli rossi di protesta. Vorremmo dire che questo provvedimento, che è piovuto un po' dall'alto improvvisamente, rischia veramente di vanificare tutto quello che è stato fatto negli ultimi 15 anni per cambiare l'opinione che si ha dell'Arcella e la visibilità dell'Arcella non solo in città ma anche fuori dalla città. È un provvedimento immotivato, è un provvedimento inutile fondamentalmente, che non fa altro che creare un'etichetta per il quartiere che noi cercavamo di staccarci di dosso e che invece improvvisamente ci viene riappiccicata in questo caso. Giorgio è tra i commercianti che ha aderito alla petizione da inviare a Mattarella contro la zona rossa. I controlli sono ben visti, dicono, ma sul bollino zona rossa il quartiere più popoloso di Padova si divide. Io sono felice come residente, approvo assolutamente questa zona chiamata rossa, anche se secondo me non è appunto il termine più adatto. Sono felice perché vedere le forze di polizia che controllano il territorio fa piacere, ci fa sentire tranquilli e non riesco a capire tutte queste criticità che vedono altri, non le capisco. Hanno segnalato tantissime volte spaccio, quindi lo spaccio è il problema principale dell'Arcella, perlomeno in questa zona. Secondo la vicepresidente della Consulta, nei parchi i fenomeni di spaccio sono frequenti ed è proprio da qui che i controlli sono iniziati. Così come è stato per la stazione di Padova, le forze dell'ordine identificheranno persone sospette e chi ha precedenti per reati gravi come spaccio e furti potrà essere allontanato. Restiamo a Padova, una necropoli con una decina di tombe del periodo pre-romano tra il V e il VI secolo a.C. è stata trovata in via Campagnola, dove l'università sta costruendo un nuovo studentato, un ritrovamento importante che arriva nella stessa area dove solo pochi anni fa era stata ritrovata una necropoli con ben 220 tombe. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci.